Il nostro piano è di creare sempre più spazio per poter suddividere sempre di più, perché abbiamo visto che più si divide, più si riesce a recuperare e questo è il fine dei nostri centri di raccolta. Si sono conclusi i lavori di ampliamento del centro di raccolta Savno di San Vendemiano. L'ecocentro rinnovato per consentire un migliorato accesso alla struttura e una maggiore differenziazione dei rifiuti tornerà al servizio dei residenti a partire da lunedì prossimo 6 giugno. Quanti impianti verranno rinnovati? Quasi tutti, sono 38, quindi se immagini sono quasi tutti a mettere a posto. Ecco, il problema è che sono tutti impianti piccoli che voi tendete ad ampliare. Certo, dobbiamo quasi tutti raddoppiarli, ma per quale motivo? Perché più cassoni ci sono, più la gente è invogliata a suddividere, più è pulito, più è largo, più è spazioso, più si entra tranquillamente, più è bello, anche la gente si sente in dovere di selezionare meglio. Da lunedì quindi è operativo il centro di raccolta di Via Padania. Per accedervi sarà necessario esibire la tessera sanitaria. Questo diminuirà le code in entrata ai CERD che purtroppo sono costanti. Penso di sì, perché è anche molto più veloce, come detto, più scorrevole, ci sono le doppie corsie e tutto. È certo che abbiamo fatto apposta perché la gente arrivi tranquilla e possa partire tranquilla.